Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti negli studi di TV7 Match, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Vi presento subito gli ospiti che abbiamo in studio, inizio dalla mia sinistra, abbiamo Settimo Gottardo, già sindaco di Padova. Buonasera Gottardo, grazie di essere qua. Buonasera all'editore Ermanno Casa, buonasera Ermanno. Al suo fianco Andrea Castagna, esponente di Articolo 1 Movimento Democratico Progressista. Buonasera anche lei. Castagna, stiamo aspettando l'arrivo di Renzo Marangon, siamo in attesa, dovrebbe raggiungerci nei prossimi minuti. Allora, è bloccato il passaggio a livello della linea dell'Interporto. Ecco. Quindi sarà almeno 10 minuti di blocco. Ecco, quindi abbiamo il Settimo Gottardo che ci aggiorna su quelli che sono i problemi della viabilità padovana. Allora, buonasera, come dicevo, questa sera, anche quest'oggi, tanti argomenti, c'è l'attualità, ci sarà la storia, ci sarà anche la salute. Per quanto riguarda l'attualità, questa sera parleremo del Vaticano, della Santa Sede e di Papa Bergoglio. Dopo la sua esortazione a Amoris Laetitia, è arrivata una sorta di richiamo, una lettera firmata da 62 esponenti, filosofi, giornalisti, ma anche figure ecclesiastiche, che lo invitano a modificare alcuni punti di questo suo scritto. Poi torneremo ad occuparci anche delle vaccinazioni, del vaccino dell'obbligo, così come viene definito, ma parleremo anche di altri aspetti della nostra sanità. In primo piano, all'inizio della nostra trasmissione, come sempre, la storia col nostro memorandum. Prima di lanciare la sigla di Memorandum, vi ricordo che potete partecipare anche voi a questa nostra trasmissione, vi potete prenotare per intervenire telefonicamente, i numeri li vedete in sovraimpressione, potete chiamarci, potete inviarci degli SMS, noi vi risponderemo in diretta. Allora, dicevo, le nostre ricorrenze, il nostro appuntamento con la storia, iniziamo con la sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 29 settembre 1980. La Fiat annuncia la cassa integrazione per 3 mesi e a 0 ore per 23.000 lavoratori. 29 settembre 1936. Inizia la rivoluzione spagnola guidata da Francisco Franco. Si concluderà 3 anni dopo. 29 settembre 1944. Quasi 2000 civili vengono sterminati dai nazisti a Marzabotto e in alcuni comuni emiliani limitrofi. 28 settembre 1978. La morte misteriosa di Papa Giovanni Paolo I. Il Papa del Sorriso era stato eletto 33 giorni prima. Allora, queste sono le ricorrenze di cui parleremo questa sera in apertura di trasmissione. Allora, lo avete visto, abbiamo iniziato ponendo la questione della Fiat. 29 settembre 1980, la Fiat annuncia la cassa integrazione per 23-24 mila lavoratori. In precedenza aveva annunciato dei licenziamenti, poi ci ripensa perché cade il governo Cossiga. Allora lo ricordiamo con questo breve servizio. 29 settembre 1980. A Torino la Fiat annuncia la cassa integrazione per 3 mesi e 0 ore per 24.000 lavoratori. L'annuncio arriva 2 giorni dopo le dimissioni del governo Cossiga, battuto alla Camera sul decretone economico. In Italia, crisi del petrolio e lira forte hanno messo in crisi il mercato dell'auto. La decisione dell'azienda automobilistica scatena la reazione dei sindacati. Inizia un braccio di ferro che vedrà un momento di svolta di lì a poco con la cosiddetta Marcia dei 40.000 che si tenne a Torino il 14 ottobre 1980.
Migliaia di impiegati e quadri della Fiat sfilarono per le strade del capoluogo piemontese in segno di protesta contro i picchettaggi che impedivano loro da 35 giorni di entrare in fabbrica. Allora, ecco qua, riassunto brevemente quello che è stato uno spaccato di un periodo e di un anno anche particolarmente difficile. Andrea Castagna, io inizierei da lei, ha un trascorso da sindacalista, ha vissuto in prima persona questo momento. Anche questa vicenda, perché il giorno in cui è stato fatto l'accordo con l'utilizzo della cassa integrazione, compresi anche i licenziamenti di alcuni lavoratori, la sera prima noi dovevamo partire, mi ricordo, in pullman da Verona per andare a aiutare i presidi, i picchetti davanti ai cancelli, nel senso che c'era una mobilitazione nazionale, perché i cancelli alla fine non si sono 2 o 3, erano una trentina, e quindi bisognava garantire appunto il presidio su tutti, e si rivolgeva in termini solidari anche ad altre province, non soltanto Torino. È stata una vicenda, 81 giorni di presidi, di picchetti davanti ai cancelli, su un atteggiamento che la Fiat ha determinato inizialmente con, ricordo, con una serie di licenziamenti di lavoratori più che lavoratrici, in quel caso erano tutti maschi, che venivano segnalati con episodi, diciamo così, di particolare violenza dentro lo stabilimento e di possibile adesione allora alle prime forme di terrorismo delle Brigate Rosse. Però dentro questo, poi con la cassa integrazione per tutti, 23.000 lavoratori a 0 ore, significava appunto che non solo c'era questo aspetto, diciamo così, legato alla sicurezza, tra virgolette, aziendale, ma c'era proprio un attacco diretto alla presenza delle organizzazioni sindacali dentro la fabbrica, mettendo fuori i lavoratori. Era una provocazione naturalmente, perché 23.000 lavoratori, operai, fuori vuol dire che non si produceva assolutamente niente, ma era perché per far intervenire il governo e quindi stabilire anche in questo caso un aiuto straordinario della Fiat attraverso gli strumenti di ammortizzazione sociale come la cassa integrazione straordinaria, che poi avvenne per accordo. Certo. Professor Casen, questa della cassa integrazione alla Fiat è come dire, una strategia che si è ripetuta nel tempo, che si era già presentata? Sì, si era già presentata e si ripresenterà più tardi, perché la cassa integrazione era diventato, naturalmente cassa integrazione nasce per altri motivi, se l'azienda è in crisi è necessario che ci sia un supporto ai lavoratori che non possono, che è meglio non licenziarli, tenerli comunque in uno stato di paga anche se minima e poi reintegrati, quindi è un passaggio intermedio, a parte che ci furono casse integrazioni che durarono 10 anni e furono quasi la normalità, poi era diventato una sorta di prepensionamento, per cui andavano e poi andavano a lavorare in nero da altre parti, perché ovviamente uno non resta immobilizzato a casa perché è cassa integrato, si dà da fare e quindi riesce a agevolarsi di questo svantaggio che lo Stato impone e che non controlla, anzi aiuta. La Fiat faceva 3 mesi, ci sono stati dei periodi in cui faceva 3 mesi di cassa integrazione e 3 mesi di lavoro. Ovviamente la catena di montaggio andava a una velocità molto elevata, si facevano anche ore straordinarie in modo tale che la produzione fosse eccessiva, quindi era necessaria la cassa integrazione perché la produzione, cioè il prodotto, il mercato non riusciva ad assorbire il prodotto e quindi praticamente la Fiat pagava il 50% degli stipendi agli operai, perché l'altro invece veniva pagato da ben altre, arrivava da ben altre fonti. Ma questo fatto poi di questi 23.000 operai che vengono lasciati a casa, nasce un'altra cosa subito dopo, cioè il famoso sciopero bianco, dove invece sono gli impiegati che scioperano perché vogliono entrare in fabbrica. E il sindacato fa un passo indietro e non c'è uno scontro contro questo sciopero che è anomalo, credo che sia stato uno dei pochi, anzi l'unico in Italia. Però c'è una retroscena di questo sciopero. Allora il Partito Comunista
aveva costituito una network nazionale che doveva contrapporsi a Berlusconi e si chiamava NET. Qui in Veneto una delle reti che componeva si chiamava Televenezia, che non è l'attuale Televenezia, era un'altra Televenezia, c'erano 2 Televenezia a quell'epoca, e facevano parte, era stato una sorta di accordo con la famiglia Agnelli, non con la Fiat, e avevano incaricato la Compass, che faceva parte del gruppo Fiat, del gruppo Agnelli anzi, di raccogliere pubblicità e fornire questo network di programmi. Ovviamente il network non decollò, ci furono grossi problemi per la raccolta pubblicitaria, comunque venivano forniti programmi e venivano comunque anticipati praticamente c'era un minimo garantito che veniva anticipato a tutte le emittenti che facevano parte della NET. Questo arrivò all'epoca dello sciopero a circa 15 miliardi di lire. A un certo momento ci fu una riunione strategica e Agnelli disse: noi siamo bravi a far macchine, ma non siamo bravi a far televisione. E quindi ci fu una sorta di rottura. Ci fu lo sciopero bianco, che fu una contrapposizione allo sciopero dei sindacati, e automaticamente fu cancellato il debito della NET. Gottardo, allora, questa successione di fatti così poi come l'ha raccontata il professor Casa. Di retroscena interessanti che io in larga misura nemmeno conoscevo, ma li trovo profondamente fondati, ecco, con il senno di poi. Perché questa interconnessione di potere attraverso la comunicazione che poi a partire dalla fine degli anni 90... Di soldi, perché stasera parliamo molto di soldi, interconnessione di soldi. Che è chiaro, questo è il potere legato anche al controllo del denaro. Non è che il potere sia il controllo della mente, del denaro e delle coscienze. Insieme fanno un potere inarrestabile, qualsiasi persona o ente lo eserciti. No, siamo però sempre sulla vecchia storia dell'ultima fase della Fiat, dove siamo una Fiat fabbrica largamente sussidiata. Questa è la verità. Chiamiamola cassa integrazione, chiamiamola come vogliamo, l'ultima fase della Fiat era una fase di una fabbrica totalmente sussidiata, dove le macchine venivano utilizzate così come grande immagine nazionale. In realtà la dirigenza e il controllo azionario della Fiat si rivolgeva in tutt'altri settori, dall'edilizia all'aviazione e così via. Quindi siamo in una fase che poi porterà alla crisi definitiva degli anni 90. Ecco, quindi sono fasi un po' irripetibili, però lì si legge la crisi. Questa fase qua si legge, sono paesi... Comunque di questa cassa integrazione se ne è approfittato. La cassa integrazione era un capitalismo sussidiato, questa è la verità. E se ne ha approfittato gli Agnelli fino in fondo. Poi erano le condizioni anche sociali di evitare. C'erano anche situazioni socialmente difficili, situazione esplosiva, c'era una fase di terrorismo non tanto sotterraneo, tanto per essere chiari, quindi capisco tutte le condizioni, ma era un capitalismo sussidiato che era la fine ormai. Ci sono molte cose, naturalmente sarebbe soltanto una puntata per capire anche questo aspetto della sussidiata, come diceva giustamente Gottardo. La Fiat era il più grande gruppo industriale del nostro paese, produceva auto, c'era un'altra, diciamo così, parastatale che era l'Alfa Romeo, ma sostanzialmente era la Fiat. E attorno al mercato dell'auto non c'era soltanto la produzione di auto, tanti altri settori erano coinvolti, dal vetro al tessile, cioè non c'era soltanto l'auto, basta pensare appunto come è formata un'auto e quali sono gli ambiti appunto di interesse di carattere industriale. Nella Fiat, la Fiat voleva sostanzialmente il controllo direzionale del proprio stabilimento, che dal suo punto di vista, ovviamente da noi non condiviso, era totalmente in mano al sindacato.
e l'utilizzo dei 40.000 che marciarono, non fecero sciopero perché era un sabato, marciarono, segnò dal mio punto di vista sempre una sconfitta del sindacato, perché quando hai 40.000 impiegati e quadri che manifestano contro le decisioni che tu hai assunto con i picchetti, vuol dire che sei riuscito a rompere un fronte lavorativo, e non essere riusciti a tenere il tuo insieme fu una grande sconfitta per il sindacato. La Fiat fu una sconfitta per il sindacato, non fu un passo in avanti, però le condizioni c'erano, cioè, è notorio che i quadri in Fiat venivano, questi sì, pagati dalla Fiat, cioè, anche la stessa manifestazione, la Fiat fece addirittura un sindacato proprio, il Fismic, che ancora resiste, che fu emanazione appunto della Fiat e non, diciamo così, come accade normalmente dall'adesione dei lavoratori. Quindi la condizione era quella di un potere che la Fiat tendeva ad assumere in sé, fino ad arrivare poi, e finisco, al famoso scontro Romiti-Ghidella negli anni 90, quando appunto la crisi fu esplose, se scegliere una via finanziaria, diciamo così, alla gestione del gruppo, si sceglie una via industriale. Ghidella perse, vinse Romiti e la Fiat fece quello che poi successe fino ad arrivare alla crisi, a un suo naturale ridimensionamento rispetto a quegli anni. Sì, io vorrei sottolineare che la Fiat costò agli italiani fino al 1995 la modica cifra di 250.000 miliardi dell'epoca. Che conto è questo? Di tutto quello che lo Stato e annessi e connessi hanno pagato una differenza, per sostenere. Si pensa che la cassa integrazione ordinaria sia a carico della collettività. Appunto. Allora, la cassa integrazione ordinaria non è a carico della collettività, nel senso che la pagano le imprese e i lavoratori. Punto. Le altre forme di cassa integrazione ordinaria invece no, ma la cassa integrazione ordinaria sono contributi che ogni lavoratore versa, ogni impresa versa per appunto queste situazioni di crisi. Quindi quando si fa il conto di quanto è costato la Fiat all'Italia, bisogna stare un po' attenti, nel senso che c'è cifre, dal mio punto di vista è costata molto in scelte politiche che hanno fatto i governi. Se noi abbiamo una rete autostradale di queste dimensioni e una rete ferroviaria molto più bassa è perché appunto avevamo la Fiat, ma sul costo va fatta una certa distinzione tra quello che appunto pagavano i lavoratori per i propri ammortizzatori sociali e quello che pagava la collettività. Certo, andiamo in termini complessivi, forse si avviciniamo. Parliamo anche di fabbriche costruite al sud che erano interamente a carico dello Stato, si chiamava Alfa Romeo, infatti, non Fiat. No, adesso non che voglio difendere io la Fiat, ma era l'Alfa Romeo, era statale. Anche Fiat, tutta la parte autobus, a Grotta Minarda per esempio, ha costruito un enorme stabilimento per gli autobus. Vogliamo sapere come ha comprato l'Alfa Romeo la Fiat? Gratis, Prodi che l'ha regalata. Fu un regalo quando solo per il marchio la Ford offriva 3.500 miliardi. E il sindacato era d'accordo con l'ipotesi Ford, non con l'ipotesi. Sono quelle cose come l'Italia, no? E ci davano 6.000 miliardi e ce la siamo tenuta, adesso non riusciamo neanche a venderla perché è invendibile. E come l'Ilva a Taranto? Regalata a Riva, certo, ma l'inventore dell'Ilva a Taranto era, mi ricordo, Giorgio Napolitano. No? Allora, giustamente Castagna diceva all'inizio ci vorrebbe una puntata, una puntata anche per stabilire appunto la progressiva capacità dello Stato in termini economici di incrementare diciamo così, un'industria manifatturiera al sud. Poi è andata come è andata con le partecipazioni statali, ma non è che... Andiamo avanti perché qui le ricorrenze sono molte, le cose da dire sono altrettante. Allora, 29 settembre 1936 inizia la guerra civile o rivoluzione spagnola. Sentiamo. 29 settembre 1936 inizia una sollevazione di militari spagnoli delle guarnigioni marocchine per abbattere il potere legittimo di Madrid, la rivoluzione o guerra civile spagnola. Il conflitto durò 3 anni fino all'aprile del 1939 e si combatté fra i nazionalisti guidati da Francisco Franco ed i repubblicani composti da truppe fedeli al governo legittimo guidato dal Fronte Popolare di ispirazione marxista. La guerra, che
che portò al crollo della Repubblica segnò l'inizio della lunga dittatura del generale Franco, che manifestava grande interesse per l'ideologia del fascismo e riuscì ad affermarsi grazie anche ai consistenti aiuti da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista. Il regime del caudillo durò sino al 1975 e fu seguita da un periodo di transizione per il ritorno alla democrazia, ma con forma di governo nuovamente monarchica. Allora, eccoci qua. Allora inizia la guerra civile spagnola e dura 3 anni e poi inizia il regime di Francisco Franco, che si concluderà solo nel 1975. Inizierei dal professor Casen qui per fare il punto della situazione anche storica, perché la guerra civile di Spagna di fatto poi insomma segna anche un po' l'inizio, un punto di demarcazione, diciamo così, poi per la storia europea. È una prova della seconda guerra mondiale, cioè in questa sorta di rivoluzione e controrivoluzione praticamente gli alleati di Francisco Franco sono Mussolini e sono Hitler, e lì vengono dispiegate tutte le forze, diciamo, soprattutto aeree, per vincere questa guerra e quindi appoggiare Franco, che poi diventerà il dittatore fino al dopoguerra. Lì si provarono le nuove armi, cioè soprattutto la forza dell'aviazione e soprattutto i grandi bombardamenti, i primi bombardamenti su città e quindi con l'uccisione di civili. Questa è la caratteristica, cosa che si ripeterà successivamente quando Hitler invaderà le varie nazioni e successivamente gli americani renderanno omaggio a questa iniziativa e bombarderanno a loro volta i nemici, non tanto sui campi di battaglia quanto invece sulle città. Gottardo, Francisco Franco resta al potere a lungo, a differenza diciamo degli altri dittatori in Europa. Dobbiamo pensare però che con tutto il male che ne viene detto di Franco, Franco ha costruito in Spagna una struttura statuale che regge ancora. Se la Spagna ha potuto permettersi l'ultimo anno una situazione in cui sono andato a votare 3-4 volte, non c'era governo, non c'era maggioranza, lo Stato funzionava. Cioè la costruzione dello Stato moderno spagnolo centrale lo si deve a Franco. La stabilità, tra virgolette, politica che regge nonostante l'instabilità parlamentare è una struttura statuale molto simile a quella delle elite dell'ENA francese, ma che funziona. Quindi la riconquista democratica giace anche su una seria costruzione efficiente di una struttura statuale. Questo è indubbio ed è un grandissimo vantaggio, perché poi si passa al discorso autoritarismo, no, qui è di efficienza, uno Stato che funziona e che regge. Questo è uno dei motivi per cui la Spagna è diventato un paese avanzato. La Spagna è un paese ancora che regge anche economicamente meglio di noi. Castagna condivide questa lettura? Nel senso che se la lettura è l'efficienza dello Stato, la Germania dell'Est potrebbe essere un elemento paragonabile, cioè il regime comunista della Germania dell'Est dimostrava un'efficienza statuale impressionante. Contemporaneamente negava da un punto di vista dei diritti la libertà di stampa, la libertà di associazione, la libertà di pensiero, che è tipica dei totalitarismi e tipica dei regimi dittatoriali. Poi che sia durata tanto è evidente che c'è stata anche una, diciamo così, colleganza internazionale. Era l'unico paese insieme al Portogallo dove vigeva una dittatura. In Portogallo sono stati gli stessi militari ad abbattere, mi ricordo, la rivoluzione dei Garofani. Qua è stata un'opinione pubblica mondiale, in particolare in Europa, che non pensava più, dopo il regime dei colonnelli, dopo Salazar in Portogallo, che ci fosse un paese, appunto parliamo del 1975, che fosse ancora in forme democratiche, diciamo così, molto lontano da quelle degli altri paesi.
È stata una guerra civile pesante perché oltre a, come diceva il professore prima, l'intervento dei regimi fascista e nazista, tedesco, italiano e tedesco, c'è stata anche contemporaneamente le brigate internazionali che sono accorse a soccorso dei repubblicani, quindi in difesa appunto di quell'esperienza democratica, che ricordo tutti che l'esperienza repubblicana in Spagna fu attraverso elezioni, non certamente attraverso bagni di sangue, che poi invece è avvenuto con la guerra civile. Quindi è stata una pagina non particolarmente esaltante. Sull'efficienza dello Stato, ripeto, ci possono essere anche qualcuno può anche pensare che la Germania dell'Est, la Cecoslovacchia piuttosto che l'Ungheria rappresentassero dall'efficienza dello Stato una propria capacità, però tutti avevamo pensato che la democrazia e la possibilità che il suffragio universale determini appunto l'elezione dei propri rappresentanti rappresenta ancora un punto fermo della democrazia dei paesi civili. Professor Casen, cosa dice di questa, quello che diceva prima Gottardo del... Ma sì, sicuramente ha dato un imprinting alla Spagna di ordine, ma naturalmente con l'ordine, che è una bella cosa, non si arriva mai a sviluppare un paese, e la Spagna ha perduto uno sviluppo industriale di almeno 30 anni. Quindi quando è tornata poi nell'ambito, diciamo, della comunità democratica ha fatto molta fatica ad adeguarsi, e ancora adesso io credo che un certo tipo di malcontento ci sia, e lo vediamo con Barcellona e con la Catalogna, perché evidentemente non c'è coesione tra l'uso delle finanze di Madrid con l'uso invece delle regioni, che sono ricche, si sono industrializzate, sono in grado di gestire il proprio territorio e le proprie in maniera eccellente, e poi non vedono il ritorno necessario a ulteriori sviluppi della loro regione, invece vanno perdute, e non a caso poi ci sono state le dimissioni del re di Spagna, che a quanto si dice fosse uno che si intendeva a portare via soldi dallo Stato. Benissimo, allora ci fermiamo un attimo, abbiamo un break pubblicitario, 2 minuti, torniamo subito e abbiamo le ultime 2 ricorrenze di cui parlare, a tra poco.